di che ha Dio. Noi prepariamo belle scene e bei tavoli per le persone e per Dio. Mi ricordo di Abraamo quando ha ricevuto la visita degli angeli a casa e la prima cosa che lui ha voluto fare è preparare un tavolo. Questo è onore. Ma noi siamo immersi a una generazione che sta dando bricioli al Signore, che sta dando l'avanzo al Signore, l'avanzo del suo tempo, l'avanzo della sua vita, l'avanzo delle sue risorse, l'avanzo di tutto che ha, dei suoi talenti. A colui che ci stima, che ci conosce, noi stiamo dando le ultime cose. Non dovrebbe essere diverso? Perché quando, facciamo un paragone, quando noi abbiamo una persona che è sempre vicino a noi, che è sempre presente, che ci aiuta, è come se noi avessimo un debito, no? Con quella persona. E diciamo, no, con questa persona non posso. A volte noi non abbiamo tempo per fare una cosa. Se fosse un altro chiedendo, noi dicevamo, no, non posso. Ma quando è quella persona che ci chiama, tu puoi fare un favore per me? Noi non abbiamo come dire no. È vero o no? Non ci sono persone che noi non riusciamo a dire no, perché è come se avessimo un debito? Non so se tu hai, ma probabilmente abbiamo tutti. Mia mamma, se mi chiede una cosa, io mi sento costretto di dire no, perché quello che ha fatto nella mia vita per crescermi, per tutto, mi sento costretto. Sai quella di essere costretto a dire no, di non fare? È giusto questo, non sto dicendo di non fare. Io sto dicendo che come noi siamo disponibili a fare e ci sentiamo debitori con alcune persone, di più dobbiamo sentirci con il Signore, che ci ha stimato e che ha detto ai Romani, Paolo, che è Lui che ci ha amato quando eravamo ancora peccatori, si è sacrificato per noi. Ma la parola si ripete quando dice che questa generazione mi ama solo con le labbra, non con i cuori. Paolo qua dimostra la sua reale condizione di vita. Lui si presenta non come una persona che aveva tutto quelle qualifiche, no, lui si presenta come un debitore. Come Gesù ci ha insegnato nella sua preghiera, perdona i nostri debiti. La preghiera che Gesù ci ha insegnato, il Padre nostro, ci dice così o no? Ci fa dire così o no? Perdona i nostri debiti. Ci pone come debitori. Chi questo anno ha iniziato dicendo, Signore, ti prego che questo anno non possa avere nessun debito. Quest'anno questo debito che sto portando del 2025 venga sanato. Glória a Dio, è vero, il Signore ti benedirà. Amen? Ma c'è una condizione, che tu puoi fare qualsiasi cosa, ma non uscirai del debito. È con Dio. Perché per più che facciamo, continuiamo ad essere servi inutili.
Quindi Paolo dice, lui mi ha stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me. Lui considerava la posizione che occupava non come che ha messo un curriculum dicendo sono stato scelto per le mie qualifiche, ma lui considerava la sua vita sempre un debito. Lui si considerava un debitore e che si occupava quella posizione è perché misericordia mi è stata usata. Nel versetto di numero 13 lui dice: primo ero un bestemmiatore, un persecutore, un violento, ma misericordia mi è stata usata. Agivo per ignoranza nella mia incredulità. Versetto 14. E la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Interessante è che Paolo, avendo tutta la sua conoscenza, nel capitolo 11, versetto 23 della sua prima lettera ai Corinzi, lui dice: ciò che ho ricevuto dal Signore vi trasmetto. Un cristianesimo dove non c'è interferenza umana. Un cristianesimo dove non c'è aggiunte, non si aggiunge dalle persone. Quando Paolo dice ciò che ho ricevuto dal Signore vi consegno, vi do, vi insegno, lui sta dicendo Dio mi ha dato, perché quello che aveva non serviva. Dio sta dicendo tu non servi, ma se tu ricevi da me tu servirai. È difficile in un mondo dove le persone, principalmente nella capitale del Rinascimento, fare una predica come questa, dicendo che tu non sei il centro, che tu non sei la ragione, che tu non sei la causa, ma che è stata usata misericordia e per questo tu sei qui. È come un martello distruggendo tutti questi idoli che sono in piazze. Che bella immagine di Michelangelo, un bel artista, è tutto idolo che noi non capiamo, ma è lì l'intenzione, non è l'immagine, è l'intenzione che fa l'idolo, l'intenzione di portare l'uomo al centro, ma che il Signore oggi con il suo martello possa rompere questi idoli nella nostra vita e toglierci dal centro e essere Lui il centro. E da Lui, per Lui e per mezzo di Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria. Alleluia! Gloria! Non è che uno è bravo, è misericordia. Non è che uno è capace, è misericordia. Perché un pastore, fratelli, può essere anche un muratore, ma nem sempre un muratore sarà un pastore. Un profeta può essere anche un amministratore, ma nem tutti gli amministratori saranno profeta. Perché le cose spirituali sono designate da Dio, è Lui che designa, è Lui che desidera, è Lui che sceglie, è Lui che mette il dito così e dice voglio te. Come ha detto a Geremia, prima che tu fossi formato nel grembo della tua madre ti ho conosciuto, ti ho consacrato per essere profeta. Come ha detto a Anania su Paolo, ho scelto lui.
È misericordia, la scelta di Dio non è per qualifica, è per misericordia. E dobbiamo capire che il Signore vuole da noi questa redenzione, questo arrendimento. Lui vuole che noi ci arrendiamo e riconosciamo, perché non si parte da un alicerce, si dice così? Un fondamento, non si parte da un fondamento di egocentrismo. Dio non lavora così. Prima, per cominciare con Paolo, lo ha messo per terra, lo ha derubato. E Lui vuole derubarci, metterci per terra per iniziare la sua opera, la sua costruzione, perché possiamo diventare edifici di Dio. Ma per essere edifici di Dio, le fondamenta devono essere anche di Dio. È Lui la pietra di fondazione, di angolare, è la pietra di costruzione. Per alcuni di inciampo, perché guardano e dicono: no, questa pietra è impossibile costruire. È un problema. Per tante persone servire Gesù è un problema, perché? Perché non vuole rinunciare la base. No, io voglio che Dio faccia come sono, tramite me, nel mio modo. No, non è così. Prima Lui lavora in noi e fa che noi diventiamo come Lui vuole, e dopo comincia la sua opera di edificazione. Interessante è che Paolo finisce o continua parlando con Timoteo dicendo: ti affido questo incarico. Timoteo, figlio mio, in armonia con le profezie che sono state in precedenza fatte a tuo riguardo. Quindi Paolo stava dicendo a Timoteo: Timoteo, guarda, tu hai ricevuto cose spirituali. Io vedo un Dio che non consegna cose spirituali a gente carnale. Noi vediamo cose straordinarie essendo fatte, distribuzione alimentare, noi vediamo la misericordia essendo esercitata fra i fratelli, ma le cose spirituali sono ancora molto più profonde, perché tutto ciò che il mondo può fare è giustificabile. Perché il mondo può fare quello che facciamo, sì o no? Non è che noi non faremo, continuiamo a fare, ma la Chiesa c'è un segreto. E la Chiesa di Gesù non viene conosciuta perché distribuiva pane e pesce, ma perché moltiplicava pane e pesce quando non c'era. Non era il pane e pesce che faceva Gesù conosciuto, era perché quando c'era solo 5 pani e 2 pesci, tutti mangiavano uguali. Dio sa le tue qualifiche, ma Lui vuole cose spirituali nostre, per rendere ciò che noi abbiamo utile, per rendere ciò che noi sappiamo utile, per rendere ciò che noi facciamo utile. Perché non importa essere, sapere, avere o fare, non importa quando noi non facciamo, non sappiamo, non siamo e non abbiamo dentro della volontà di Dio. Ma quando noi siamo dentro la volontà di Dio, fratelli, quello che sappiamo, che abbiamo e che possiamo sono usate di modo straordinario, e Dio moltiplica, e Dio fa cose grandi, e Dio fa cose straordinarie, e le persone rimangono: come mai? Chi è colui? Perché Pietro aveva la barca, sì o no? Gesù, per passare da un'altra parte, aveva la barca? Qualcuno ha provveduto la barca, sì o no? Ma chi ha fermato il vento? Chi ha fermato il mare?
Quindi non basta avere la barca, non basta avere una struttura, le sedie. Se non chiamiamo Gesù dentro. E Gesù non entrerà qua perché è comodo, Gesù entrerà perché troverà cuori arresi. E ci sono persone che parlano di Gesù, ma Gesù è molto lontano da lui. Ci sono persone che anche contribuiscono. Io contribuisco, ma Gesù è molto lontano da lui. Pastore, come tu dici una cosa di questa persona smetterà di contribuire. Fratelli, io sono stato piccolo, adesso sono grande e non ho mai visto un giusto desamparato nella sua discendenza mendicare il pane. Dio continuerà provvedendo pela sua Chiesa, ma io non posso lasciarvi nell'ignoranza di dire sto facendo per Dio, ma Dio dov'è nella tua vita? Il sacrificio che Dio vuole non è ammassare gli animali, perché prima Lui vuole obbedienza, un cuore obbediente. Arreso, dicendo, eccomi qua, Signore, cosa tu vuoi? Ecco, è quello. Finisco con la testimonianza di un missionario, essendo oggi un culto missionario. Si chiama Roberto, questo missionario. Lui, piccolo, con i suoi fratelli, lui fabbricava materassi di erba. Di feno. E quei materassi venivano venduti per mantenere la famiglia. Lui aveva solo 6 anni quando fabbricava materassi. E in quell'età lui ha detto, no, se io rimango qua fabbricando materasso, io sarò sempre così. Io devo studiare. È andato in università, è uscito dalla sua terra, del suo paese, è andato per un posto e ha cominciato a studiare, ma credenti. Ha messo quel piano davanti al Signore e ha cominciato a studiare e continuato a servire il Signore. E lui ha conosciuto una ragazza, so che quella ragazza diceva, aveva un sogno di sposare un dottore. Un dottore. Ma quando lo ha visto, ha detto, lui non è ancora un dottore, ma sarà. Io vedo che lui è bravo, è sforzato, sarà un dottore. Lui invece voleva una ragazza credente e lei non era credente, ma lui quando ha guardato lei ha detto, io guadagnerò lei per Gesù. E ha cominciato a evangelizzare quella donna, quella ragazza, e l'ha portata a Gesù, lei è stata battezzata, Gesù ha battezzato lei con lo Spirito Santo, dopo loro si sono sposati. E lui ha continuato studiando, lavorava, è diventato un avvocato in Brasile, aveva le sue figlie e un giorno il suo pastore lo ha chiamato per un servizio. Ma quando il suo pastore, come Paolo ha chiamato Timoteo, lo ha chiamato, ha detto anche in armonia con le profezie che tu hai già ricevuto precedentemente. Quindi quello missionario aveva già qualcosa da Dio, aveva già ricevuto qualche direzione da Dio. E quindi in armonia lui ha accettato quella funzione. E in quel giorno che lui ha accettato, lui ha preso un foglio di carta in bianco e ha detto, Signore, da oggi
io non ti chiederò niente. Da oggi, non so come sarà mio domani, ma ti do questo foglio in bianco per dirti che da oggi sia tu a scrivere la mia storia. Scrivi tu la mia storia. E lì lui è uscito dal lavoro, da quel lavoro che aveva. Il Signore ha lavorato lì e lui ha cominciato, per mantenere la famiglia, a vendere torta e andava nella chiesa a predicare la parola. Alla fine diceva ai fratelli, fuori c'è mia moglie con le torte che prepariamo, che facciamo, e se volete acquistare state aiutando la mia famiglia. E non è che chiedeva, dammi soldi, lui vendeva, quindi il lavoratore è degno del suo lavoro, no? E gli anni sono passati e lui è diventato il pastore presidente di quella chiesa. Ma lui è un dottore, lui è un avvocato, lui è dottore in teologia, in scienze psicanalista, psicologo, ha fatto tante cose. Ma Dio, quando lo ha guardato, non lo ha stimato per quello che lui aveva, perché non aveva niente. Ma non è perché non aveva niente che Dio non ha costruito una storia per lui. Quindi oggi, se tu ti trovi nella condizione di avere tante cose o nella condizione di non avere niente, sentirsi nulla, tanto io non sono, quello è troppo capace, io non sono capace di niente, allora fra me e lui il Signore chiamerà quello capace. No. E lui è il mio pastore, è quel missionario che riempiva e faceva materasso di feno, ma Dio parlava e parla con lui faccia a faccia. Fratelli, ci sono vie, 14-12 di Proverbi, che all'uomo pare buone, ma alla fine è di morte, che possiamo oggi comprendere e arrenderci al Signore completamente, dicendo: Signore, misericordia mi è stata usata. Non so se dopo questo messaggio c'è qualcuno che è qualcosa qui. E se noi siamo qualcosa, e se esercitiamo qualcosa, è perché misericordia ci è stata data. Amen? Che Dio ci benedica e che possiamo consegnare il foglio bianco al Signore e dire: scrive tu, Signore, fallo te, compila te la mia agenda, scrive te la mia storia, guida te i miei passi. Non è un vento che ci confonderà. Quando Eli era dentro quella caverna, non è stato un vento che lo ha confuso, una tempesta, un fuoco. Ma quando il Signore nella brezza è venuto e ha detto: Elia, lui ha detto: sì, so chi è il Signore. Esci e vai a Sarepta, che ho preparato lì tutto. Alleluia. Dio non confonde nessuno e che con la sua misericordia possiamo camminare, perché se noi camminiamo con superbia,
pensando che siamo, moriremo, perché la Bibbia dice che la superbia precede la caduta. Che Dio ci aiuti e che possiamo continuare servendo a Lui con gioia. Gloria al Signore. Vorrei dire ai fratelli che mercoledì sera noi abbiamo il nostro incontro di preghiera qua, preghiera e studio della parola di Dio. E nel sabato, non questo, il 31 avremo il nostro incontro degli uomini, ok? Tutti gli uomini devono ricordare che il 31 avremo il nostro incontro qua alle 18:30, qua a Firenze, in questa base qua, ok? Ci riuniremo qua. E Priscilla è lì che fa, non dimenticare delle donne, che c'è l'incontro delle donne che sarà il 30, nel giorno precedente. Quindi nel venerdì un incontro per le donne e nel sabato un incontro per gli uomini, dove stiamo trattando dei temi importanti che edificano. Gloria a Dio. Amen. Che il Signore ci benedica. Mettiamoci in piedi e ringraziamo il Signore di questa mattina per tutto ciò che Lui ha fatto e ci ha dato. Che possiamo oggi dare il posto a Gesù e dire: sediti al centro, prendi il tuo trono, perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose, perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria, a Lui sia la gloria, a Lui sia la gloria in eterno amen. Perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose, perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria, a Lui sia la gloria, a Lui sia la gloria per sempre. Amen. Profonda ricchezza e la saggezza e la scienza di Dio. Imprescrutabili sono i suoi giudizi e le sue vie. Profonde ricchezze e la saggezza e la scienza di Dio. Imprescrutabili sono i suoi giudizi e le sue vie. A Lui sia la gloria, a Lui sia la gloria, a Lui sia la gloria per sempre. Amen. Ancora, a Lui sia la, a Lui sia la, a Lui sia la gloria per sempre. Amen. Glória a Dio. Che Dio ci benedica. Una buona settimana. Non dimenticare i nostri appuntamenti. Fratelli, se dovessimo andare in ospedale, andavamo o no? Quindi mercoledì, prendete come fosse un appuntamento medico. È giorno di incontrare qua i fratelli, studiare la parola insieme, pregare insieme. Venite, alzatevi, risvegliatevi, tutti insieme cerchiamo il Signore. Ci sono problemi, ma
se noi dovessimo calcolare i problemi, non eravamo qui oggi. Amen? Quindi che il Signore ci benedica. Non dimenticare che dal mese prossimo, o meglio, da oggi, il nostro agape sarà solo nel giorno della cena del Signore. Ok? Quindi le domeniche, dopo il culto, non ci saranno più il tavolo che facciamo e mangiamo insieme. Ma ogni prima domenica del mese ci sarà la cena del Signore e l'agape. Amen? E quindi possiamo già organizzare questo agape per mettere lì un foglio e dire il menù. Ognuno che porta, io porto questo, io porto quello, io porto quell'altro, e ognuno porta una cosa, noi mangiamo tutti insieme, perché così è agape, è la condivisione. Amen? Gloria al Signore. Vorrei invitare il nostro presbitero per fare questa preghiera. Lui è con noi stamattina, ringraziando Dio per questa mattina, nella sua presenza. Siamo nella presenza del Signore. Chi è felice con Gesù? Amen? Gloria a Dio. Pace a tutti. Preghiamo. Senhor Jesus, em Tua presença, Senhor, nós Te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua palavra, por tudo aquilo que vimos, ouvimos e sentimos da Tua parte nesta manhã, Senhor. Continua abençoando toda a Tua igreja, Senhor. Que o Senhor nos ajude a praticarmos tudo aquilo que foi ensinado nesta manhã. Nós Te agradecemos por tudo, continua nos visitando, nos dando da Tua graça, da Tua força e principalmente, Senhor, a renovação para continuarmos na caminhada fielmente todos os dias. Pai Santo e bendito, é isso que eu Te peço e já Te agradeço, em nome de Jesus, amém. Vorrei mandare anche un saluto, un abbraccio a Esmeralda, la nostra sorella. Preghiamo per lei, fratelli, che ha molto bisogno e nella sua salute. Preghiamo per lei perché Dio possa dare. Domani lei avrà una risposta degli esami che ha fatto. Preghiamo che il Signore sia al suo fianco in questo momento anche di difficoltà. Amen. E una buona settimana a tutti. Altri che non so perché non posso chiedere preghiera per chi non dice. Se uno, come la parola dice, comunicatevi le vostre necessità ai santi, è così che dice la parola. Quindi se uno è malato, chiami, la Bibbia dice, chiami il presbitero perché preghi e ungia con olio. Amen? È così che dice la parola. Quindi che Dio benedica a tutti nel nome di Gesù. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo siano con tutti, oggi e per sempre. Noi diciamo amen. Amen. Dio vi benedica.